Buongiorno e ben ritrovati questo venerdì 29 agosto insieme per raccontarvi come sempre fino alle 13:30 i fatti principali della giornata. Ci sarà la cronaca tornando all'accoltellamento del professore lunedì a Bassano del Grappa, oggi l'interrogatorio del 33enne, poi parleremo di maltempo perché l'allarme continua. Intanto ieri dal tardo pomeriggio di ieri c'è stata una nuova ondata con forti piogge, grandine ancora di dimensioni importanti, vento che ha provocato diversi disagi in Veneto, in particolare nelle province di Padova, Treviso e Venezia. Sono stati circa 110 gli interventi dei vigili del fuoco. Dal tardo pomeriggio di ieri per tutta la serata nella nostra regione, oltre una sessantina gli interventi per quanto riguarda la Marca trevigiana, e tra pochissimo con i nostri inviati Edi Caliman e Lucio Zanato faremo proprio un focus sulla situazione in provincia di Treviso, il capoluogo, e poi Villorba sono stati i comuni maggiormente coinvolti. 35 gli interventi sempre dei vigili del fuoco invece in provincia di Padova, in particolare nella zona dell'Alta Padovana, nei comuni di Galliera Veneta, San Pietro Ingù, San Martino di Lupari e Campodarsego per rami caduti e pericolanti. 10 gli interventi invece in provincia di Venezia, anche in questo caso sempre per allagamenti, alberi e rami abbattuti dalle folate di vento. Non so se abbiamo proprio in collegamento, sì, la vedo, la nostra Edi Caliman insieme a Nicoletta Rizzetto. Loro stanno facendo un reportage partendo da Castagnole di Paese per poi spostarsi proprio nel capoluogo della Marca, Treviso, per capire la situazione e la conta dei danni. Castagnole, Edi, che è stata duramente colpita, insomma ci parlano i residenti di una situazione davvero problematica. Buongiorno Edi. Buongiorno Francesca, buongiorno anche ai telespettatori. Il colpo d'occhio che vi sta dando Nicoletta Rizzetto su Castagnole, che è una delle frazioni, siamo alle porte di Paese, maggiormente colpita da quello che hanno definito una vera e propria tromba d'aria che è avvenuta nella tarda serata. Erano circa le 11 di sera, mezzanotte circa, prima i forti tuoni, poi il forte vento e la bomba d'acqua che si è scatenata proprio attorno a questa frazione. Ha colpito tutta la fascia da Villorba, come già accennavi, Castagnole e Sant'Abona di Treviso. Non è stato appunto risparmiato nemmeno il capoluogo. Dopo saremo infatti lì. Quello che sta riprendendo Nicoletta Rizzetto è il cimitero del Paese, che ha subito maggiori danni. I danni li potete vedere. Il colpo d'occhio di queste immagini è impressionante perché è caduto un cipresso di 200 anni, sradicato completamente dal forte vento, che ha ovviamente impattato poi sul muretto, andando a di fatto romperlo completamente, muretto che è caduto addosso alle tombe. Alcune di queste, noi siamo all'interno della zona che è stata recintata per sicurezza, perché come puoi immaginare c'è un via vai di gente continuo questa mattina per vedere se le tombe dei propri cari stanno bene. Noi abbiamo dal colpo d'occhio che riusciamo a vedere qui, alcune tombe sono state gravemente danneggiate, una addirittura sfondata. Ovviamente abbiamo sentito le prime voci che sono arrivate sul luogo questa mattina, ci hanno detto di aver vissuto un'esperienza impressionante anche quello che è accaduto alla scuola di Castagnole, perché un albero di 45 anni è stato completamente sradicato, una zolla di terra insieme alle radici che si è divelta praticamente dal terreno ed è caduto sulla scuola, fortunatamente danneggiando solo alcune tapparelle. Quello che dispiace ovviamente è il simbolo che rappresentava quell'albero che accoglieva, come ci raccontavano alcune maestre, i bambini delle prime elementari ogni anno che arrivavano. Su questo abbiamo sentito la sindaca di Paese, Katia Uberti, che era proprio alla scuola questa mattina quando siamo arrivate qui per testimoniare insomma quanto accaduto. E se sei d'accordo Francesca la sentiamo, poi torniamo in diretta.
Sindaca, una vera e propria tromba d'aria che ha colpito Castagnole ieri sera e sono ingenti i danni, noi siamo qui alla scuola in questo momento. Sì, purtroppo sono stati abbattuti due grossi alberi, uno alla Pascoli di Castagnola, alla scuola primaria, e uno al cimitero, con danni abbastanza pesanti, soprattutto al cimitero. Qui fortunatamente si è abbattuto all'interno del giardino della scuola, sfiorando l'edificio in minima parte, però un vento talmente forte che addirittura, poi potete vedere e constatare di persona, ha alzato tutta la zolla circostante. L'albero è sanissimo, abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte di cittadini, in effetti con le cabine dell'Enel, quindi luce disattivata, piuttosto che semafori che sono stati subito ripristinati. Purtroppo questo evento sono eventi imprevedibili, quindi nulla ci possiamo fare. Siamo fortunati che non ha coinvolto, non ci sono stati feriti, quello sì. Danni ingenti, abbiamo già quantificato i danni. Lei questa mattina ha fatto un sopralluogo in tutti i punti più colpiti dal maltempo. Danni ingenti no, sì, stiamo valutando anche con l'assicurazione. Sicuramente quello più pesante è al cimitero, dove è stata distrutta la mura di cinta dell'ingresso principale e diverse tombe all'interno della stessa struttura. Come si interverrà ora per ripristinare l'ordine sostanzialmente? Adesso ripuleremo tutto, eliminiamo le piante abbattute e dopodiché valuteremo gli interventi da fare sia per il ripristino della mura che quello delle tombe. Stupisce che in pochissimo tempo siano successi questi fenomeni così intensi? Non stupisce molto, perché io me lo aspetto. Ogni agosto, oramai tra agosto e settembre sono prevedibili queste ondate, tant'è che la nostra preoccupazione sono appunto gli alberi, però alla fine contro i venti forti nulla si può fare. Ripeto, bisognerebbe fare attenzionare un attimino e non muoversi di casa, perché ieri avevo anche bambini che correvano in giardino. Queste cose possono capitare, l'importante è che, come in questo caso, sia successo alla sera con nessuna persona presente. E infatti la fortuna, come diceva la sindaca, è stato un evento che ha colpito in tarda serata, quindi quando le persone erano già a casa e stavano dormendo. Noi siamo all'interno dell'area transennata, abbiamo chiesto il permesso per darvi il colpo d'occhio in diretta su quanto successo, soprattutto poi abbiamo parlato con la sindaca per capire l'entità dei danni, soprattutto questi più ingenti ovviamente al cimitero, e quello che spiace, dice la sindaca, è che sono tutti soldi, quelli per rimuovere gli alberi, comunque per ristrutturare il cimitero, che sono fondi del comune che sarebbero stati destinati per altre iniziative, ovviamente destinate al sociale, che purtroppo devono essere spesi per ovviamente ripristinare i danni causati dal maltempo che ha colpito anche Treviso. Noi adesso, Francesca, ti lasciamo con Nicoletta Rizzetto, ci spostiamo su Treviso e tra poco ci rivediamo per fare la conta dei danni anche nel capoluogo. A tra poco. Benissimo, grazie davvero Edi, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per le immagini. Torneremo a parlare dunque di questa ennesima ondata di maltempo nella Marca. Con Edi andremo a Treviso, mentre con Lucio Zanato tra pochissimo, insieme al sindaco di Villorba, epicentro di un'altra tromba d'aria, e anche qui si fa la conta dei danni. Lasciamo per un attimo il maltempo e andiamo subito a Bassano dalla nostra Chiara Gaiani, insieme a lei Andrea Benetti, perché la vicenda, ve l'avevo detto in apertura, del professore accoltellato lunedì mattina a Bassano. Si è svolta questa mattina in tribunale a Vicenza l'udienza di convalida dell'arresto di Alberto Zago, il 33enne trevigiano accusato di tentato omicidio. Ci racconta tutto in diretta Chiara Gaiani, buongiorno. Sì Francesca, buongiorno a te e ai telespettatori di Antenna 3. Il fermo di Alberto Zago, accusato di tentato omicidio per l'aggressione ad un docente di matematica del liceo Brocchi di Bassano, che è stato aggredito alle spalle, pare per aver rifiutato una sigaretta lunedì mattina. Si è tenuta questa mattina, come dicevi. Il fermo è stato convalidato. Durante l'udienza di convalida Alberto Zago, come peraltro aveva annunciato anche i nostri
microfoni il suo legale Enrico Villanova, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Presente in tribunale a Vicenza anche la mamma di Alberto Zago, Simonetta. Il collega Carlo Inghilleri l'ha avvicinata, ha raccolto le parole di una donna davvero molto provata per una vicenda che la sta travolgendo lei e la sua famiglia, parole addolorate che adesso noi vi facciamo sentire. La mamma ha aspettato in corridoio, l'udienza si svolge in camera di consiglio, quindi presente il giudice, cancelliere, pubblico ministero e difensore. Però c'è stata la possibilità per la Simonetta, la mamma di Alberto, di vederlo, di abbracciarlo, di raccomandargli di stare tranquillo e di dire che nonostante tutto, malgrado tutto, la famiglia è sempre presente. Il ragazzo ha risposto alle domande di tipo generico sulla propria residenza, sulla propria condizione, ha ribadito la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, così come mi aveva già preannunciato che era anche doverosa una simile scelta di fronte a un blackout spazio-temporale mnemonico che il ragazzo non ha superato e che dovrà essere affrontato con le dovute cure. Il pubblico ministero aveva depositato ancora in data 27 agosto una articolata richiesta di custodia cautelare che è stata convalidata e confermata dal giudice per le indagini preliminari. Il prossimo passo è recuperare la documentazione sulla pregressa patologia psichiatrica e vedere di richiedere quanto prima un incidente probatorio e, se sarà possibile trovare la disponibilità di una comunità o di un luogo diverso dal carcere, un'istanza per gli arresti domiciliari. Volevo solo, sono la mamma di Alberto, scusarmi con la famiglia e con il professore. Purtroppo mio figlio ha dei problemi e non ha mai accettato di averli. Io ho fatto del mio meglio per aiutarlo, perché comunque lui non vuole proprio farsi aiutare e non vuole prendere la terapia. Infatti anche oggi ho rifiutato i domiciliari, perché se lui non prende la terapia è cattivo e ho paura io come prima persona, come mamma. Quindi io spero solo che capisca che senza terapia lui non può vivere. Volevo scusarmi da parte mia e di mio figlio più piccolo e anche da parte sua, perché lui non sa di essere così, insomma lui non si rende conto di quello che fa. Grazie. Avete sentito le parole di mamma Simonetta che ci racconta quanto ha vissuto in questi 33 anni con Alberto, le difficoltà di essere vicini ad una persona che ha una malattia di tipo psichiatrico. Tra l'altro, insomma, nella testimonianza dell'avvocato che avevamo proposto ieri aveva raccontato e ribadito proprio in modo puntuale, come ha accennato anche oggi l'avvocato Enrico Villanova, di questo blackout. Alberto Zago non ricorda nulla di quanto è avvenuto lunedì mattina. I suoi ricordi iniziano dal mezzogiorno di lunedì fino al momento dell'arresto avvenuto proprio qui dove ci troviamo con il collega Andrea Benetti, cioè nella stazione di Bassano del Grappa, grazie anche all'intervento, all'acume di un tassista che ha riconosciuto le scarpe rosse e ha immediatamente avvisato i carabinieri. Tra l'altro una vita negli ultimi mesi, quella di Alberto Zago, di stazione in stazione, sui treni, senza una fissa dimora, mangiando probabilmente anche poco. Avete sentito l'avvocato, ha annunciato che chiederà alla comunità dove Alberto viveva fino a dicembre tutta la documentazione, recupererà quindi tutte le cartelle cliniche per poi proseguire nella difesa del suo assistito. Nel frattempo il docente del liceo Brocchi è ancora
ancora ricoverato in ospedale a Vicenza, ma le sue condizioni per fortuna stanno migliorando. Sulla situazione di quanto è avvenuto in queste ore, che ha davvero scosso tutta la comunità del Bassanese, il collega Ferdinando Garavello ha sentito il sindaco di Bassano Nicola Finco, che fa il punto su quanto è stato fatto in città per la sicurezza. È stato anche grazie alle telecamere che l'aggressore del docente Alberto Zago è stato individuato e l'aggressore, il presunto aggressore, è stato individuato, ma anche sulla situazione dei malati, di chi soffre di problemi di tipo psichiatrico. Allora io vi lascio all'intervista al sindaco di Bassano del Grappa, ringrazio il collega Andrea Benetti per la collaborazione tecnica e da Bassano restituisco poi la linea allo studio. Bassano è una città sicura, in poco più di 24 ore il responsabile è stato trovato grazie a una grande collaborazione tra forze dell'ordine e grazie anche a un sistema di videosorveglianza che in città serve, frutto di tutta una serie di investimenti fatti durante gli anni passati e che continueremo a fare anche in futuro. Il vero e proprio problema che oggi dobbiamo gestire ed affrontare è il problema del disagio sociale. Purtroppo ci sono tanti casi come questi che girano nelle nostre città, una volta erano dei casi sporadici, oggi anche nelle nostre città di periferia purtroppo assistiamo a questi fatti e quindi penso che sia doveroso affrontare il tema a livello di strutture per questi malati psichiatrici di un certo tipo, ma soprattutto per persone che hanno bisogno di cure adeguate per ovviamente non creare situazioni come quelle che abbiamo visto a Bassano del Grappa qualche giorno fa. Sindaco, lei è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria, quindi ha un ruolo di contatto fra quello che è il territorio e la sanità. A questo punto diventa importante che la sanità veneta se ne occupi. Ma certamente questo è uno dei temi caldi, già da parecchi anni si parla di questo e penso insomma alla luce proprio dei numerosi fatti che si stanno registrando sui nostri territori che il tema della psichiatria, delle cure psichiatriche deve essere veramente un tema affrontato a livello di territorio ma anche a livello regionale, visto che la competenza è della sanità della nostra regione. E dunque questi gli aggiornamenti con Chiara Gaiani su questa vicenda, sull'accoltellamento del professore in centro Bassano lunedì. Adesso torniamo alla pagina legata all'ondata di maltempo. Come preannunciato andiamo a Villorba dopo aver visto la situazione a Castagnole. Lucio Zanato insieme al sindaco Francesco Soligo per fare il punto su quello che è il comune probabilmente epicentro di questa tromba d'aria. Buongiorno Lucio, buongiorno al primo cittadino. Sì, non probabilmente, ma centro della tromba d'aria, sindaco. Voi siete stati il centro di questo evento ieri sera. Guardate alle nostre spalle gli olmi che sono stati letteralmente sradicati. Siamo nel parco pubblico di Via Solferino. Solo da dire che per fortuna non si è fatto male nessuno. Sì, diciamo che per fortuna non si è fatto male nessuno. Questa è stata una fascia colpita particolarmente dalla tromba d'aria e anche dalla bomba d'acqua che parte da Via Pastro e arriva in Via Roma. Infatti io sono uscito assieme ai carabinieri e alla protezione civile alle 8:15, alle 20:15, scusate. 8:15 di sera. 8:15 di sera perché è caduto un platano in Via Roma proprio prima dell'incrocio col municipio. Da lì poi le verifiche siamo andati indietro perché qui siamo dietro la banca, quindi dietro Intesa San Paolo, per arrivare in Via Pastro e in Via San Martino dove sono caduti altri alberi. Ecco, c'è da dire che insieme all'acqua insieme all'aria c'è stata tanta acqua, tanto è vero che un sottopasso è rimasto allagato e uno c'è finito anche in mezzo. Qual è l'appello? Beh, l'appello è che quando... E lei l'ha recuperato questa notte alle 2? L'ho recuperato io assieme ai ragazzi della protezione civile e sempre ai vigili del fuoco di Treviso, chiedendogli appunto se aveva visto il semaforo rosso, perché prima di sottopassi c'è sempre un semaforo che indica che non puoi passare perché il sottopasso è allagato. Quindi l'appello mio è questo: quando c'è un sottopasso allagato e c'è un semaforo rosso vuol dire che 99% si resta bloccati. Erano 2 persone, gli abbiamo dato una mano, abbiamo tirato fuori l'auto e poi tutto si è risolto verso le 3 del mattino. Quindi l'appello è quello di prestare attenzione quando arrivano queste bombe d'acqua. Se si è in viaggio consiglio di attendere che smetta. Se siamo vicino al sottopasso mettete la retromarcia, se c'è il semaforo rosso vuol dire che il sottopasso è inagibile. Ecco, diciamo che però facciamo un po' il punto della situazione. Lei è rimasto fuori fino alle 3 del mattino, quanti danni?
Ma noi stiamo calcolando i danni, per fortuna sono solo, non c'è nessun danno fisico alle persone, ma solo alle cose. Siamo intorno ai 50.000 euro tra alberi e caditoie, insomma un po' divelte dall'acqua. Non siete stati colpiti da grandinate, come invece è successo in altre parti, quindi non ci sono danni alle auto oltre che alle persone? No, non ci sono danni alle auto e a persone. Siamo intervenuti in una taverna di una coppia di anziani qui in via Pastrengo, dove avevano l'acqua a 1,5 metri. Siamo intervenuti con 2 motopompe della Protezione Civile e con una dei Vigili del Fuoco di Asolo, che ringrazio, e abbiamo finito circa le 2 del mattino. Ecco, importante quindi la presenza della Protezione Civile, perché senza la vostra squadra qui sarebbe veramente un guaio. Beh, noi contiamo una protezione civile di 28 persone e tutti formati, quindi se non fossimo usciti, ieri siamo usciti con 15 persone, quindi 3 squadre, se non fossimo usciti magari la situazione si sarebbe portata anche la giornata di oggi. Senta, per ultimo, voi adesso siete bersaglio un po' di polemica sul rifacimento della piazza e sul taglio degli alberi dentro piazza Aldo Moro. Che cosa dire rispetto anche a quello che è successo qui? Ma credo che le immagini parlino un po' da sole. Io vorrei precisare che con piazza Aldo Moro abbiamo fatto 3 incontri pubblici. Abbiamo cambiato il progetto 3 volte, seguendo anche le indicazioni di chi la vive e di chi ci lavora, e indicazioni che poi abbiamo portato nel progetto. Gli alberi che sono stati tagliati sono 2, di cui uno non era in grande salute. Ne abbiamo recuperati 2, quindi un gelso e un ciliegio, adesso sono in vivaio con la propria zolla, perché poi verranno rimessi a dimora dove erano. Quindi l'abbattimento di alberi della piazza Aldo Moro è un abbattimento molto limitato, perché stiamo parlando di 3 esemplari, di cui uno che non era proprio in buona salute. Dopo quello che è successo adesso ci sarà un piano per mettere in sicurezza gli alberi, perché alberi troppo alti con questo cambiamento climatico significa problemi? Certo che sì, stamattina ho riunito la giunta e i miei dirigenti per mettere nuove risorse nel investire appunto nelle potature, ma soprattutto nella ricognizione di tutte le alberature che abbiamo. Noi, Comune di Villorba, abbiamo 18 parchi pubblici e abbiamo tante alberature, alcune sono state già censite, alcune lo faremo. Se posso voglio spendere una parola sulle caditoie. Le caditoie, ieri sera mentre intervenivamo con l'acqua delle ginocchia, alcuni residenti giustamente anche arrabbiati, e posso anche capirli, dicevano che via Pastrengo era un fiume d'acqua. È vero, via Pastrengo era un fiume d'acqua perché ne è arrivata tanta. Le caditoie non ricevevano tutto. Però io ho notato che alcuni residenti le caditoie davanti al proprio Passo Caraio le avevano pulite. Ecco, non è scontato, è vero che deve farlo sempre il comune. Se tutti assieme facciamo il piccolo, un poco, mettiamo un po' del nostro, molto probabilmente la situazione, come si dice Lucio, l'unione fa la forza, no? Esatto. Io non mi tiro indietro dalle mie responsabilità. Però è vero che se tutti guardano un po' anche alla propria entrata, magari insieme si porta avanti e si evitano questi problemi. Ultima notazione, abbiamo sentito anche in Pedemontana, Conegliano, zona del Coneglianese, il comandante della polizia d'area Claudio Malamaci ci ha detto che non ci sono stati grandi danni, un po' di interventi per qualche albero caduto ma di minore entità. L'unica cosa che ha detto è che questa tromba d'aria poi si è riformata nella zona di Ca del Poggio, tanto è vero che lui stava riportando a casa una persona durante questo fortunale di ieri sera e ha visto veramente volare via tutto, ma per fortuna questo cambiamento climatico e soprattutto questo episodio sicuramente non ha dato problemi né a persone né a cose, e questa è la cosa forse più importante. Maggiori particolari nel servizio di questa sera, a te la linea Francesca. Grazie davvero Lucio, grazie anche al sindaco Soligo. Naturalmente questa sera faremo un reportage completo sulla situazione maltempo nella Marca Trevigiana. Adesso andiamo a Padova perché sono quasi all'ordine del giorno i furti di biciclette nell'area dell'ospedale. La denuncia è del sindacato UIL. Allora ci colleghiamo con Francesco Rattai e Federico Cibotto. Buongiorno a voi, buongiorno al vostro ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il nostro ospite è Luigi Spada della UIL FPL, rappresentante dei lavoratori nell'azienda ospedaliera. Ci troviamo proprio a uno degli ingressi dell'ospedale di Padova. Lo vedete alle mie spalle, ci sono molte biciclette parcheggiate, alcune nella rastrelliera, alcune sulla ringhiera. Il problema che è emerso, anzi che non è che è emerso, è un problema che non è mai stato risolto, è quello dei continui furti
all'interno della zona dell'ospedale di biciclette. Sì, ormai i lavoratori dell'azienda ospedaliera di Padova sono stanchi perché è da molto tempo che chiediamo risposte alla politica, ma la politica non ha dato nessuna risposta e nessuna soluzione a questo problema. Di fatto è dal 95 che c'è il problema dei parcheggi in questa area ospedaliera, dal 95 che chiediamo come WIL FPL soluzioni, ma ne abbiamo anche fatte di proposte, ma le nostre proposte non sono mai state prese in considerazione. Ma ci aspettavamo che la politica ne facessero loro delle proposte sane e risolvessero il problema. Ad oggi abbiamo il problema dei parcheggi interni che non si può entrare con la macchina, il problema che i mezzi pubblici non coincidono con gli orari dei lavoratori di questa azienda, specialmente nel periodo estivo, il problema che quando uno arriva in bicicletta deve tornarsene a casa a piedi o farsi venire a prendere da un familiare. E vorremmo sapere come i lavoratori di questa azienda, che è un servizio essenziale pubblico, come possono arrivare al lavoro. Questo, se la politica riesce a darci una risposta, noi saremo tutti contenti. Ecco, come capite, il tema dei furti delle biciclette non è solo legato alle biciclette che vengono rubate, ma proprio all'impossibilità che molti lavoratori hanno di raggiungere il posto di lavoro. Chi conosce l'ospedale di Padova sa i problemi di parcheggio che ci sono nella zona, quindi è molto sconsigliato venire in ospedale in macchina, soprattutto per chi lavora. La bicicletta è un mezzo alternativo che però viene molte volte rubato. Alcuni vostri colleghi hanno subito furti, anche parecchi furti. Mi raccontava prima, c'è un collega a cui hanno rubato 6 biciclette. Sì, ma questi sono quelli che qui vengono a denunciare al sindacato a cui prendiamo e sappiamo delle notizie, ma ce ne sono altri che sicuramente non hanno denunciato, perché a questo punto le persone sono anche stanche di andare a fare la denuncia in Polizia di Stato, perché tanto niente cambia e niente succede. Una cosa che bisogna dire è che anche l'immigrazione presso altre aziende ospedaliere o presso altre ULSS da parte dei lavoratori è dovuta anche a questo. Ecco, un'ultima domanda a Luigi Spada della WIL FPL, che proposte fate voi nel concreto? Beh, nel concreto sarebbe quello di intanto mettere un'assicurazione aziendale per tutti i lavoratori che dicono di avere una bicicletta e che vengono a lavorare in bicicletta, e in caso di furto qualcuno se ne dovrebbe fare carico. Quello di aumentare magari la vigilanza all'interno dell'azienda ospedaliera, aumentare quelle che possono essere le videosorveglianze e in più trovare parcheggi limitrofi che siano auspicabili per poter anche venire in macchina e non solo in bicicletta a lavoro. Ecco, queste le proposte che i rappresentanti dei lavoratori fanno sia all'azienda che alla politica tutta. Non so se ci sono domande, Francesca, dallo studio, se no ti restituirei la linea. Grazie Francesco, siete stati più che chiari, insomma la situazione, il quadro che ne emerge è davvero preoccupante, soprattutto per quei lavoratori che devono usare la bicicletta per raggiungere l'ospedale e che poi se la vedono rubare. Insomma, il caso emblematico di questo lavoratore che ne ha viste sparire ben 6 è abbastanza significativo. Grazie a Francesco Rattai, insieme a Federico Cibotto, il loro ospite. Adesso andiamo a Mestre con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, con i loro ospiti, per fare il punto sulla situazione del Laguna Palace che vediamo alle spalle di Ilaria. Buongiorno. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, alle mie spalle il Laguna Palace. Eravamo qui a metà luglio per parlare di quella che era la situazione cui devono far fronte ben 20 lavoratori a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato. Il 30 settembre scadrà la proroga della gestione, ma chi subentrerà dovrà affrontarne la riqualificazione. Nel frattempo era stato, l'estate in qualche modo è passata, c'è stato un incontro anche con i sindacati che però non è andato a buon fine. Qui insieme a noi c'è Andrea Porpiglia, segretario Filcams CGIL Venezia. Perché non è andato a buon fine? Buongiorno a tutti e a tutte. Guardi, principalmente non è andato a buon fine per 2 motivi. Il primo è quello che ancora non sono riusciti e non si sa se riusciranno ad avere ancora la concessione da Cobalto NH, e quello più fondamentale è che l'NH Italia non ci ha garantito la ricollocazione all'interno del comune di Venezia per tutti i lavoratori che sono coinvolti
coinvolti qui appunto in questa procedura. Il punto è che noi come territorio non ci possiamo permettere di perdere queste professionalità. Queste professionalità sono persone che lavorano qui da anni, sono esperte, conoscono bene il mestiere, quindi non possiamo permetterci assolutamente questo lusso e noi continueremo fino alla fine a batterci per farli ricollocare e per non perderli. Inoltre ora la fase sindacale è finita perché la procedura si divide in due parti, la fase sindacale e la fase istituzionale. Adesso la partita si giocherà in regione, dove appunto stiamo aspettando una convocazione a breve per condurre l'altra parte della trattativa stessa. Ecco, infatti, come anticipato, ora la palla appunto passa alla Regione, aspetterete questa convocazione che si spera si svolgerà appunto nelle prossime settimane. Silvia Salvati della CISL, voi vi aspettate che si riesca ad arrivare a una soluzione per tutti i lavoratori coinvolti naturalmente? Sì, certo. Allora la partita che ora si svolgerà a livello istituzionale, che è prevista normativamente, è necessaria proprio per mettere in fila tutti gli attori interessati in questa procedura, sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista del territorio, proprio per poter garantire o una continuazione presso questa struttura, oppure per comunque avere una ricollocazione nel territorio ed evitare di disperdere le professionalità. Ovviamente il tavolo in regione è necessario anche per poter incontrare poi quella che è la proprietà, anche per farci rendere noto quale sarà il futuro di questo immobile. Anche perché stiamo parlando di lavoratori che erano abbastanza convinti di arrivare alla pensione. Beh sì, diciamo che l'età media qui è, si attesta comunque in maniera abbastanza alta rispetto alla media del territorio di Venezia, quindi sono tutte persone che lavorano qui da veramente molti anni e che quindi ormai pensavano veramente di arrivare alla pensione con questo ultimo impiego. Ora ci auguriamo che per queste persone ci sia la possibilità di attivare tutti quelli che sono gli ammortizzatori necessari nel caso in cui questa trattativa non dovesse andare a buon fine. Per questo abbiamo anche deciso di aprire uno stato d'agitazione, proprio perché è bene far capire al territorio e a tutti i soggetti che le persone qui comunque sono in uno stato di instabilità. Naturalmente noi continueremo a seguire la vicenda. Ringrazio Silvia Salvati e Andrea Porpiglia. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio, grazie anche ai loro ospiti, hanno fatto il punto su questa situazione. Adesso la cronaca con un grave incidente accaduto questa mattina lungo la A28, coinvolte 2 auto e un mezzo pesante. Sul posto per la cronaca Federico De Ros. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Questa mattina intorno alle 9 lungo l'autostrada A28 si è verificato un brutto incidente stradale lungo la rampa di uscita di Villotte in direzione Portogruaro. Nel sinistro, dalle prime informazioni che abbiamo, ci è arrivata questa segnalazione, siamo arrivati prontamente sul posto, sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e 2 veicoli leggeri che sono stati portati via pochi istanti fa. Dai primi aggiornamenti purtroppo ci sarebbero dei feriti, non sappiamo ancora le generalità di queste persone, dei conducenti che sono rimasti coinvolti nel sinistro. Sul posto però si è attivata una macchina dei soccorsi veramente importante, elisoccorso, ambulanza, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico che ha provveduto a chiudere la rampa per chi proviene da Conegliano, che in questi momenti sta per essere riaperta. È stato chiuso inoltre nella mattinata anche l'ingresso a Villotta per chi era diretto verso la 28 direzione Portogruaro per consentire le operazioni di soccorso. Al momento sappiamo che una persona è stata elitrasportata all'ospedale di Udine per delle ferite riportate a causa di questo sinistro. Dalle prime informazioni però non sarebbe in pericolo di vita. Le altre persone, il conducente del mezzo pesante e l'altro
l'altro conducente del veicolo leggero non avrebbe riportato ferite serie. Ad avere la peggio però è stata quest'altra persona alla guida di un veicolo leggero che, come vi abbiamo detto, è stata elitrasportata all'ospedale di Udine. Seguiranno ulteriori aggiornamenti all'interno del nostro telegiornale regionale di TV12 di Tele4 di questa sera. Per il momento da Villotta è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Ros, che tra poco si ricollegherà perché c'è stato purtroppo un altro incidente stradale, questa volta mortale a Brugnera, dove ha perso la vita un anziano di 82 anni di Porto Gruaro. Federico sta raggiungendo il luogo della tragedia, quindi tra poco avremo tutti gli aggiornamenti in diretta direttamente da lui. La cronaca ci riporta a Padova, sorpresa per le vie del centro cittadino, con sotto braccio una scatola di abbigliamento denunciata. I carabinieri della Compagnia di Padova hanno appunto denunciato in stato di libertà una 33enne senza fissa dimora, già nota alle forze dell'ordine. La donna lo scorso 13 agosto era stata arrestata dopo essere stata riconosciuta da un pasticcere del centro che aveva derubato. Numerosi sono i suoi precedenti e tra i commercianti del centro la 33enne è nota. Mercoledì è stata fermata in via Belzoni con uno scatolone pieno di capi d'abbigliamento ancora etichettati del valore di 500 euro. La donna ha già un divieto di dimora in provincia di Padova ed è stata, come detto, denunciata. Era ricercato in tutta Europa. La polizia di Padova lo ha fermato in zona industriale. Su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale per dei furti compiuti in Germania. La polizia di Padova ha rintracciato un cittadino rumeno di 25 anni. Attorno alle 10 del mattino dello scorso 25 agosto i poliziotti, durante un servizio di pattugliamento del territorio nella zona industriale di Padova, giunti in corso Stati Uniti, hanno notato 3 persone sedute di fronte alla vetrina di un negozio di automobili. Circostanza che ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto ad un controllo più approfondito. I 3 sono stati identificati fornendo la loro carta d'identità, senza spiegare però cosa ci facessero lungo corso Stati Uniti. Si trattava di 3 rumeni di 40, 48 e 25 anni. Proprio sul nome del 25enne è scattato l'allert. I 3 sono stati accompagnati in questura, dove è emerso che il 25enne aveva anche diversi precedenti penali in Italia. Il 48enne che lo accompagnava è risultato essere il padre, anche lui con precedenti penali per furti compiuti ad aziende in Piemonte. Al termine degli accertamenti il 25enne è stato accompagnato alla casa circondariale 2 Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Siamo tornati in diretta e torniamo a parlare dell'ondata di maltempo di ieri sera. Lo aveva anticipato Edi nel suo precedente collegamento da Castagnole, che si sarebbe spostata nel capoluogo a Treviso, dove anche qui si contano i danni del vento e della pioggia. Insieme a Edi Caliman e a Nicoletta Rizzetto c'è il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Buongiorno nuovamente, Edi. Buongiorno di nuovo Francesca e anche ai telespettatori. Come detto, sono in compagnia del vice sindaco Alessandro Manera per fare un po' il punto su quanto successo ieri sera. Sono stati tantissimi gli interventi di protezione civile e vigili del fuoco. Ci troviamo in via Mandruzzato a Santa Bona, una delle vie più colpite, per la rimozione poi questa mattina di ramaglie e alberi caduti, perché i danni più consistenti sono stati proprio quelli degli alberi caduti e delle ramaglie che si sono poi accumulate per le strade. Sì, uno dei problemi maggiori è stato che, essendo non iniziato il periodo autunnale, molte delle foglie giustamente sono ancora sugli alberi e quindi sono cadute, hanno intasato delle caditoie e ci sono stati dei mini, non allagamenti, ma chiaramente delle grandi pozzanghere. Ringrazio veramente la protezione civile, perché è intervenuta, e tutti i soccorsi, i vigili del fuoco, la polizia locale sono intervenuti molto velocemente e hanno rimosso queste foglie, e poi queste caditoie hanno pulito le strade e quindi abbiamo risistemato la situazione. Qualche albero è caduto, non moltissimo, bisogna dire la verità. Il sistema di protezione civile e gli allarmi hanno funzionato molto bene, e questo anche grazie alle infrastrutture fatte in questi anni, soprattutto nel lato Ghirada, San Zeno, dove
tutta la messa in sicurezza fatta dai lavori pubblici per quello che riguarda i sottopassi ha funzionato, infatti non abbiamo avuto grandi problemi, però è chiaro che quando in pochissime ore con quel vento cade quella quantità di pioggia e non parliamo più neanche di emergenza perché ormai avviene in maniera regolare, questo diventa un problema perché come abbiamo qui via Mandruzzato i fossi sono fossi storici e quello riescono a scaricare in 8 ore tot volume d'acqua e il resto purtroppo crea un problema. Leggo le vie maggiormente interessate: San Bartolomeo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, via Carlo Alberto, viale Luzzati, via Mandruzzato, dove ci troviamo in questo momento, via del Galletto, in via Albona, via Coronelli, insomma, e tantissime altre. E un lavoro importante, come ha detto lei, anche dei vigili del fuoco in diretta. Vedete anche le immagini che proprio che ci sono arrivate da ieri sera con i vigili del fuoco e la protezione civile, intenso lavoro. So che la protezione civile questa sera e oggi pomeriggio faranno delle riunioni, insomma, per capire anche l'entità dei danni. Sì, faranno delle riunioni anche perché è prevista una nuova perturbazione, quindi dobbiamo prepararci eventualmente a una situazione analoga. È chiaro, ripeto, che è un effetto emergenziale, che però purtroppo le condizioni climatiche sono cambiate, le lo diamo ormai per scontato e quindi stiamo lavorando, abbiamo lavorato in questi anni e ripeto il risultato si è visto perché col vento ieri sera che siano tutti 3-4 alberi o parti di albero è pochissimo. Io vorrei sottolineare anche una cosa e fare un appello ai cittadini che, chiaro, il verde pubblico lo teniamo in un certo modo, viene fatta la manutenzione ordinaria, però anche il verde privato deve fare la sua parte perché spesso quando passo vedo tante alberature, tante siepi che non sono mantenute in maniera, diciamo, precisa, mettiamola così, e che noi vorremmo evitare sempre di sanzionare perché non è l'effetto sanzionatorio quello importante, però quando si chiede molto al pubblico noi lo facciamo sempre, chiediamo al privato di fare altrettanto, di mantenere il proprio verde in maniera più puntuale, perché vediamo delle alberature che debordano dalla strada, che se cadono possono fare anche del male e poi non ci si può lamentare il giorno dopo se avviene un incidente oppure se è il comune intervenire tramite la polizia locale e sanzionare qualche privato. Certo, quindi non solo una questione di decoro ma soprattutto di sicurezza. Grazie Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso. Con Nicoletta Rizzetto. Francesca, a te la linea. Grazie davvero Edi, grazie naturalmente anche a Nicoletta e al vice sindaco per questo nuovo importante aggiornamento. E adesso ci chiede la linea da Vicenza il nostro Daniele Garbin, lo vedo insieme al sindaco Giacomo Possamai, perché c'è stato il taglio del nastro del Park Verdi rinnovato, completata una parte del progetto di riqualificazione a ridosso di Campo Marzo, un modo secondo l'amministrazione comunale di contrastare il degrado nella zona. Buongiorno Daniele, buongiorno al sindaco. Buongiorno Francesco, buongiorno ai telespettatori, si conferma Giacomo Possamai con me, con il sindaco. Buongiorno a tutti. Ecco, lo dicevi tu, pochi attimi fa è stato tagliato il nastro di questo Park Verde rinnovato. Ecco, l'importante era una scelta proprio decisa dall'amministrazione comunale in questo parcheggio che l'ha definito prima il sindaco il più bel parcheggio di Vicenza in questo momento, perché ricordiamo è una zona strategica a ridosso della stazione all'imbocco di Corso Palladio, per cui quanto di più legato al prestigio e al decoro del centro, ovviamente vicino anche al degrado, quindi era importante non lasciar correre quello che insomma si assisteva in questa struttura, sempre più magari dove balordi cercavano riparo e insomma avete fatto anche un investimento importante diviso in 2 tranche. Questa è la seconda di decoro, ma in realtà una parte prima è stata fatta sulla sicurezza. A che punto siamo? Era un intervento a cui tenevamo moltissimo perché per tanti anni il Park Verdi è stato oggetto di situazioni di degrado, anche di persone che consumavano sostanze stupefacenti all'interno di questo parcheggio. Abbiamo chiesto ormai più di un anno fa a GSM IM di fare un intervento straordinario, l'azienda ha deciso di farlo, ha investito oltre €1 milione per sistemare questo parcheggio, quindi renderlo molto più sicuro con gli accessi controllati, le telecamere, la sorveglianza costante H24 7 giorni su 7 e poi però anche un abbellimento estetico, l'intervento di rigenerazione in generale, quindi anche dal punto di vista energetico di tutto l'edificio, quindi è un parcheggio nuovo, completamente nuovo, da 500 posti nel cuore del centro storico. Ricordiamo che all'interno comunque di una riqualificazione urbana importante, di fronte a noi c'è Viale Verdi con dei parcheggi rinnovati per l'ambientazione, Campo Marzo, Viale del Marzo che avete rinnovato, insomma la recinzione alle nostre spalle, insomma decidete proprio attraverso una riqualificazione oggettiva di risollevare le sorti
morti di questa parte. È proprio così, nel senso che la sicurezza si fa chiaramente con i controlli, con la presenza delle forze dell'ordine, ma anche riqualificando e migliorando i quartieri. Qui abbiamo fatto grandi interventi perché oltre a questo parcheggio c'è la riqualificazione di tutta Via Verdi, dove è stata posta la nuova illuminazione, verranno piantati nuovi alberi quest'autunno, c'è l'intervento della recinzione di Campomarzo nel lato in cui ci troviamo noi, ma anche tutta la riqualificazione di Viale del Mazia, quindi dell'altro lato di Campomarzo, anche lì con nuova illuminazione. C'è l'intervento attualmente in corso su Viale Roma che cambia tutta la pavimentazione di questa via così importante per la città. Insomma, è una zona in cui sono stati investiti milioni di euro per migliorarla, per renderla veramente un bel quartiere e che sia a servizio dei suoi cittadini e dei turisti. Senta, basterà una battuta, abbiamo registrato ovviamente alcuni residenti che si lamentano invece per la presenza costante. Cosa si può fare a questo punto? Su questo l'attenzione è massima da parte delle forze dell'ordine, anche nostra. La situazione è sicuramente migliorata rispetto a qualche mese fa. È chiaro che è un'attenzione che non deve mai vedere abbassare la guardia e che deve essere sempre al massimo. Tanto grazie, allora buon giro all'ora di ricognizione, l'abbiamo sospeso per noi, grazie ancora Silvia. Grazie, buon grazie giro. mille. Grazie da Vicenza, allora per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniele, grazie anche a Simone Squarcina per le immagini e naturalmente al sindaco Possamai per la disponibilità. E adesso andiamo a Brugnera, vi avevo raccontato di questo purtroppo incidente mortale accaduto poco fa, la vittima un 82enne di Porto Gruaro. Chiediamo conferma a Federico De Ros, ben ritrovato Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Come anticipato ci troviamo a Brugnera in via Calderano, dove questa mattina intorno alle 10:40 si è verificato un brutto incidente mortale che si è verificato proprio in questo punto delle strisce pedonali che vi stiamo inquadrando grazie alle immagini di Michele Zanette, che come potete vedere sono anche poco visibili. Un conducente uzbeko 33enne che conduceva un camion di una società lituana, che in questo momento lo vediamo inquadrato con le 4 frecce, che è stato posto sotto sequestro. Si è trovato davanti un 82enne che abbiamo ricevuto grazie anche ai carabinieri del comando di Sacile le generalità, un 82enne che si chiama Vittorio Ronchese, residente a Porto Buffolè, che dista proprio 6 minuti da Brugnera in macchina, che stava attraversando le strisce pedonali. Noi ci troviamo comunque all'altezza della rotonda, un tratto dove ci hanno riferito i vari residenti del luogo che solitamente la velocità è all'ordine del giorno. Infatti, come potete vedere, ci sono anche dei fiori all'altezza della rotonda che vanno a segnare un altro incidente mortale di mesi fa. Praticamente la dinamica ovviamente è ancora in fase di ricostruzione, però sembra effettivamente ben chiara. L'82enne stava attraversando le strisce pedonali quando si è trovato il camion effettivamente di fronte. Si è attivata una macchina dei soccorsi, carabinieri del comando di Sacile e operatori del 118 che hanno preso in carico l'uomo, l'hanno trasportato all'ospedale di Pordenone, però poco dopo purtroppo è stato constatato il decesso per Vittorio Ronchese, 82enne residente a Porto Buffolè. Pochi istanti prima di venire in diretta abbiamo visto i carabinieri di Sacile portare il cittadino uzbeko 33enne in caserma, ovviamente il principale indagato per omicidio stradale. Da Brugnera è tutto, seguiranno ulteriori aggiornamenti all'interno del telegiornale di questa sera e ti restituisco la linea. Grazie davvero Federico. La cronaca dunque a Brugnera per questo drammatico incidente stradale è costato la vita ad un anziano di 82 anni di Porto Buffolè in provincia di Treviso. E restiamo in provincia di Treviso con la vicenda del piccolo Carlo, il bimbo di 6 anni di Roncade morto a Cavallino Tre Porti. Segnalata alla polizia postale una raccolta fondi non autorizzata, ignobile, speculare sul nostro dolore, dice il papà che lancia l'appello a fare attenzione. Nella nostra famiglia di Dana non c'è al momento alcuna raccolta fondi autorizzata per il piccolo Carlo e quindi diffido qualunque raccolta fondi che parta non autorizzata e soprattutto invito tutti quanti
a non aderire a nulla di queste, che sono tutte completamente delle frodi. C'è chi sta usando la tragedia del piccolo Carlo per scopi abietti e personali, un gesto talmente vile che ha spinto lo stesso Papa Fabio a lanciare questa allerta attraverso la nostra emittente. Un pensiero per Carlo Panizzo è il nome della raccolta fondi avviata su un'importante piattaforma online con l'obiettivo di raggiungere i 26.000 euro. Marco Rossi di Roma, nome volutamente generico così come la provenienza, sarebbe il promotore del cosiddetto fundraising, corredato della foto del bimbo e dell'immagine della catena umana che si era formata spontaneamente nelle ore dell'angoscia a Cavallino Treporti l'11 agosto scorso, prodigandosi nei soccorsi, un'istantanea ormai entrata nella cronaca della storia recente. Solidarietà che in un primo momento aveva portato anche a una prima e unica iniziativa. C'è stata una raccolta fondi in passato che è già stata chiusa, quella fatta dalle amiche della mia ex moglie Dana, e basta, quella è già stata chiusa e quindi al momento non ce ne sono di attive. Per questo Panizzo ha segnalato la violazione alla polizia postale e si appella a tutti perché non si usi la tragedia del figlio per tornaconto. Con la forza di sempre e l'integrità dimostrata anche nel giorno dei funerali, Fabio usa parole precise. Speculare sul dolore delle persone è qualcosa abbastanza ignobile, quindi non serve spendere parole su questa cosa. Dopo la forte ondata di maltempo con temporali, pioggia, grandine e forte vento di cui vi abbiamo raccontato, maltempo che ha colpito anche la zona della Castellana, c'è stato proprio qui un incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla circonvallazione di Castelfranco Veneto. 2 auto con all'interno 4 ragazze e un ragazzo sono state coinvolte nel sinistro intorno alle 23:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUEM e i carabinieri. La scena dell'incidente è stata messa in sicurezza. Una delle ragazze è stata trasportata all'ospedale Castellano per accertamenti, mentre le altre persone che erano all'interno dei 2 mezzi non hanno riportato ferite. Andiamo in provincia di Padova, ad est per esattezza, sigilli in un locale, ritrovo di spacciatori e violenti. Un circolo privato che a tutti gli effetti invece era una discoteca con avventori non registrati regolarmente. Dopo numerose segnalazioni, il blitz della polizia in un locale di Este che è stato chiuso per 60 giorni per ordine del questore di Padova. Durante il controllo all'interno sono stati trovati numerosi pregiudicati per droga e violenza e tutti i clienti senza la tessera associativa. 3 lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno impiegati in nero. Lo stesso gestore del circolo, un 40enne marocchino, aveva una lunga sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio. All'interno del locale è stata trovata e sequestrata della cocaina. A gennaio il circolo era stato teatro anche di un'aggressione ad una donna marocchina picchiata da 4 connazionali nel 2024. Durante i controlli in più occasioni erano stati trovati spacciatori e droga. Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, denuncia un sito hard accusato di diffondere sue foto modificate, commentate poi con frasi oscene. Ora ne chiede la chiusura. Non avrei mai voluto registrare questo video, ma purtroppo da poco ho scoperto di essere vittima anch'io di un sito pornografico frequentato da migliaia di uomini, dove sono state caricate anche centinaia di mie foto a partire dal 2014. Lo j'accuse di Alessandra Moretti, l'europarlamentare vicentina del Partito Democratico, in un video racconta di aver scoperto che un sito hard avrebbe caricato sue foto modificate a cui sarebbe seguito un lungo elenco di commenti osceni. Il senso della mia denuncia è non solo quello, ovviamente, di far chiudere questo sito e questi siti che dilagano in rete, ma il senso è anche quello di spronare tutte le donne che sono vittime di violenza a non fare mai passi indietro, ma a denunciare sempre. Alessandra Moretti chiede che questa battaglia culturale sia comune, unisca le donne e gli uomini. Il problema della violenza contro le donne è un problema degli uomini. Noi purtroppo siamo vittime. Una battaglia culturale contro una cultura patriarcale così incistita e radicata nella nostra società, una cultura che mina la nostra dignità, ma mina anche la nostra sicurezza. Quindi vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e ringrazio i tanti e le tante che continueranno insieme a me a portare avanti
questa battaglia così importante. E tra le vittime del forum online al centro delle polemiche non solo l'onorevole Moretti, ma anche la vicentina Elisa Dospina, scrittrice e modella. Da tempo denuncia il fenomeno e ora rilancia il suo appello. Se mi chiedi come sto, sono stanca perché ne parlo da 20 anni e siamo ancora qua. Con queste parole la vicentina Elisa Dospina riassume una battaglia che oggi riguarda tutte le donne. Dopo lo scandalo della pagina Facebook Mia Moglie, che diffondeva foto intime senza consenso, il forum Fica. Attivo da anni, raccoglie immagini di celebrità, adolescenti e persone comuni che diventano pornografia collettiva nei commenti. Scrittrice, modella curvy e opinionista televisiva, Elisa è una delle vittime ed è stata tra le prime a denunciare pubblicamente la questione. Non sono delle foto rubate private, sono delle foto che sono nei social, che sono state messe insieme e dove il 90%, 99% delle donne dello spettacolo che sono su quel sito lì sono tutte foto da noi pubblicate. Il problema di quel sito sono altre sottocartelle che vedo che stanno velocemente rimuovendo dopo la mia denuncia di qualche giorno fa, dove c'era anche lì mogli e fidanzate, e lì bisogna capire se erano foto rubate dal web, foto che avevano comunque, che erano state pubblicate con consenso, foto rubate. Cioè c'erano delle cartelle di donne che potevano essere fotorubate. Il forum ha fatto scalpore anche perché tra le immagini compaiono figure istituzionali come l'eurodeputata vicentina Alessandra Moretti e molte altre. Proprio alla Moretti avevo proposto di fare qualcosa a livello europeo, fare una legge dove si venga tutelata in qualche maniera sui social, fare degli organi appositi che siano più veloci della polizia postale. Non possiamo demandare alla polizia tutto. Ma il potere del web si è fatto sentire. Delle mie amiche, grazie al mio post, sono andate a controllare e hanno tutte, chi fatto denuncia, chi iscritto all'amministratore. Cioè, a me la cosa che mi fa piacere è questo, che oggi c'è un risveglio delle coscienze, basta che qualcuno ne parla ed è tutto molto più veloce come dovrebbe essere. Così da un lato si alleggerisce il lavoro della polizia postale, che ne ha tanto, e dall'altro ci si autotutela. Tanto che il sito ha inserito una schermata di scuse, promettendo di rimuovere i contenuti segnalati. Se sono stati violati i tuoi diritti, scrivici con il link così procederemo a rimuoverlo, si leggeva online nelle ultime ore. Adesso Fica è stato definitivamente oscurato. Facciamo tutte le petizioni. Rieccoci in diretta, questa seconda parte dedicata alla politica, alla corsa verso le regionali, anche se manca una data, ma insomma ormai la scadenza è vicina. Buongiorno ad Andrea Zanoni di Alleanza Verdi Sinistra, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Marco Della Pietra di Fratelli d'Italia, sindaco di Spresiano, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Sindaco, io parto subito, mi permette Andrea Zanoni. Prego. Abbiamo parlato un'ampia pagina legata al maltempo di ieri sera, Lucio Zanato in collegamento da Villorba accennava anche a Spresiano. Com'è la situazione? Cosa è successo da voi? Allora, a Spresiano allo stato attuale abbiamo avuto qualche problemino, abbiamo avuto un po' di acqua che è entrata in alcune abitazioni, in alcuni esercizi commerciali, qualche ramaglia sparsa, diciamo che, e abbiamo anche un problema su un fosso di scolo, che lì però ci siamo accorti stamattina che probabilmente ci sono anche delle radici che vanno ad occludere, ecco, il regolare deflusso dell'acqua. Siamo intervenuti direttamente stamattina in questi locali, in queste abitazioni, e adesso ci auguriamo di poter anche sistemare in modo tale che non avvenga più, anche se in talune è proprio una circostanza che quando arriva proprio così tanta acqua è difficile, ecco, sistemare. Però diciamo che questa volta Spresiano è stata toccata abbastanza marginalmente rispetto magari a qualche altra occasione di qualche anno fa. È inevitabile, questa è una domanda per entrambi, che il tema dei cambiamenti climatici, di queste ondate di maltempo che arrivano all'improvviso, c'era stata chiaramente da parte della regione l'allerta, ma non si sa dove colpisce, spesse volte vediamo che arriva a macchia di leopardo e quindi è difficile anche poi intervenire. È un tema centrale
anche per la politica regionale, non solo a livello poi di sindaci che vi trovate in primo piano per affrontare l'emergenza quando arriva? Ma io credo che sia assolutamente un tema, ma che lo sia anche proprio a livello sociale, nel senso che bisogna cominciare a cambiare anche i crismi con i quali vengono costruiti determinati impianti. Adesso è vero che serve la manutenzione, è vero che bisogna andare anche a rivedere tutto quello che è l'impianto in essere esistente, però ecco, ci vorrebbe poco quando si costruisce magari una casa nuova, un edificio nuovo, a mettere giù dei tubi un po' più larghi. Insomma, adesso voglio dire, le portate d'acqua che ci sono adesso, non voglio fare l'ingegnere io perché non mi compete, però sono ben diverse rispetto a quelle che c'erano gli anni passati. Poi ricordiamoci insomma che è stato costruito, è stata impermeabilizzata molto terreno, per cui bisogna anche usare, ecco, delle tecniche che permettano il regolare deflusso dell'acqua anche quando arrivano queste bombe d'acqua. Cioè non si può sempre dire ne è arrivata giù tanta e ahimè, perché sennò sarà sempre peggio. Ecco, Andrea Zanoni, è un tema centrale per quanto vi riguarda per quanto riguarda Alleanza Verdi-Sinistra, Europa Verde che rappresento, il tema dell'ambiente è centrale, il tema dei cambiamenti climatici è lo stesso. Nei nostri programmi abbiamo tutte quelle iniziative utili ad abbassare le emissioni climalteranti dell'anidride carbonica e quindi vogliamo puntare alle energie rinnovabili, quelle che non inquinano, e poi naturalmente anche al freno, allo stop del consumo del suolo, perché se da una parte queste bombe d'acqua arrivano grazie al surriscaldamento soprattutto del nostro mare Adriatico, che quindi porta in atmosfera una grande quantità di vapore che poi si scarica in termini di pioggia, dall'altra abbiamo anche il consumo del suolo che ha cementificato, ha asfaltato e quindi impermeabilizzato il suolo, quel suolo che quindi non trattiene più quest'acqua e che va a confluire nei fossi, nei canali, nei fiumi che per migliaia di anni avevano delle portate, diciamo, che si erano determinate grazie a delle precipitazioni normali. Adesso queste portate sono messe a dura prova perché in queste occasioni abbiamo questo grande afflusso di pioggia e dall'altra parte un grande afflusso di acqua che i terreni non assorbono più. Ecco perché come Alleanza Verdi-Sinistra noi mettiamo nel nostro programma centrali questioni come quelle stop consumo del suolo, fonti rinnovabili, abbattimento dell'inquinamento. Questo era doveroso come tema affrontare. Veniamo alle questioni strettamente politiche, insomma le regionali. Come io mi rivolgo a lei perché insomma è il centrodestra che ha un po' in questo momento in mano le redini della situazione. Anzi, facciamo subito così, Sindaco Della Pietra, io le faccio vedere questo servizio perché ieri a Longarone, in occasione della presentazione delle torce olimpiche, c'è stata una sfilata di volti del centrodestra veneto. Insomma, le tensioni all'interno della stessa coalizione, ma anche all'interno degli stessi partiti della coalizione non sono passate inosservate. Poi ne parliamo e poi parleremo anche di AVS perché sabato c'è la presentazione dei 9 candidati per la provincia di Treviso. Domani iniziamo da qui. Più che una foto di famiglia, un regolamento di conti a distanza, a Longarone Fiere si presentavano le torce olimpiche, atmosfera cordiale e di festa fra gli invitati. In assetto da quasi parata i pezzi da 90 di Fratelli d'Italia e Lega, impegnati in queste ore in una trattativa per la scelta del candidato presidente delle prossime regionali. Peccato che l'aria fosse meno da squadra olimpica e più da ring politico. Sorrisi di circostanza, pacche di spalle a distanza di sicurezza, applausi quasi a cronometrare il consenso del presidente Zaia che resta convitato di pietra col suo carisma che incombe sul futuro della coalizione. Il presidente a fine corsa, Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti per il dopo. Ai margini l'assessore Bottacina, le prese con le polemiche incandescenti sulle interviste pagate e la pubblicità istituzionale che rivendica essere state fatte in trasparenza e rispetto delle delibere. Mai più non è passato inosservato il gelo politico tutto interno a Fratelli d'Italia con il senatore Luca De Carlo da un lato, l'eurodeputata Elena Donazzan dall'altro. In Veneto
Veneto, spiega Donazzan, bisogna chiarire che c'è un'aspettativa alta nei confronti di Fratelli d'Italia, ma di Giorgia Meloni. I veneti scelgono la persona. Da altre parti un presidente di regione è sconosciuto alle volte. In Veneto i veneti chiedono chi sarà il presidente della regione. Sentono la regione come loro. Guai a fare imposizioni, perché se ne perde. E quindi se lei fosse un elettore di Fratelli d'Italia voterebbe Elena Donazzan o Luca De Carlo? Se fossi un elettore di Fratelli d'Italia voterei Donazzan, ovviamente. All'ombra delle torce spente a Longarone così si consuma un nuovo capitolo della resa dei conti nel centrodestra veneto, che fatica a mostrarsi unito con l'incognita della data del voto. Nelle scorse ore quella del 9 novembre, che circola insistentemente a Palazzo Ferrofini, ma per ora resta solo un'ipotesi. Allora, questa data ipotetica del 9 novembre, manca la data, manca un candidato per il centrodestra, le tensioni però sembrano esserci. Solo apparenza, solo supposizioni giornalistiche. Della Pietra. A me non è dato conoscere quali siano gli equilibri e non so neanche a che punto sia così il tavolo, ecco, in ordine né alla data né tantomeno al candidato. È vero che io sarei uno di quelli che spinge affinché si sappia il candidato, affinché si sappia la data, anche perché è inutile dirlo, ma stiamo dando un grosso vantaggio alla sinistra, che è da un mese circa, anzi di più di un mese mi pare che abbia il candidato e sta facendo la propria campagna. Quindi credo che questo sarebbe un modo per intanto definire le cose, essere chiari, ma poi anche per permettere a chi poi scenderà in campo di farsi la propria campagna elettorale. In termini di diatribe interne piuttosto che di beghe, ecco, io credo che in tutte le migliori famiglie ci siano, ecco, delle aspirazioni e anche della sana competizione interna. Ora a me non sembravano così col coltello tra i denti, però per l'amor di Dio, dopo chi era lì magari avrà respirato un'atmosfera differente. Io ero in comune a fare il mio mestiere ieri, per cui non ero a Longarone a vedere le torce. Però ecco, credo che sia comunque parte di quella che è la politica. Non dimentichiamoci che siamo di fronte di fatto a un cambio. Definirlo epocale mi pare un po' troppo, però sicuramente ha un cambio importante dopo 15 anni di monocolore, con dei numeri che oggettivamente sono differenti. Parlo degli ultimi risultati alle europee e ancora prima alle politiche per il mio partito, per Fratelli d'Italia, quindi è normale che le figure apicali del partito ambiscano al ruolo di presidente. Non ci trovo nulla di scandaloso. Vero è che sarebbe ora di sapere chi sarà questa figura. E sarebbe ora anche di sapere la data, perché voi andate avanti con la vostra campagna elettorale, il vostro candidato presidente incontra la gente nelle piazze, si presentano appunto i vari candidati, però una data è dovuta. Noi l'abbiamo chiesta più volte questa data, perché basta una firma in un documento e il nostro attuale presidente Zaia può indire i comizi elettorali e fissare la data delle elezioni. Lo può fare in qualsiasi momento. Ci sono dei limiti ben precisi di legge, il termine massimo è il 23 novembre e quindi datevi da fare, ormai siamo alle porte. Noi devo dire che a differenza di quello che accade nel centro-destra, le tensioni che addirittura abbiamo visto e percepito all'interno anche di un singolo partito del centro-destra, noi come Alleanza Verdi-Sinistra penso che siamo un esempio virtuoso, positivo, perché siamo riusciti a fare un'alleanza tra due partiti, Europa Verde, alla quale appartengo, e Sinistra Italiana, quindi un'alleanza che va un po' in controtendenza. Di solito, soprattutto nel centro-sinistra, abbiamo assistito a molte scissioni. Qui assistiamo a una novità e questo io credo sia una cosa positiva, perché uniamo quella che è la giustizia ambientale con la giustizia sociale e diamo l'opportunità agli elettori di poter votare per un'alleanza, un gruppo diciamo coerente, che ha degli obiettivi chiarissimi nel tema, diciamo, ambiente e in quello del sociale. Tant'è vero che domani presenteremo
a Sant'Anna, che è una frazione di Treviso, dove da questa sera parte la prima delle 3 serate di festa di Alleanza Verdi Sinistra, che è una festa che facciamo a livello regionale, proprio qui a Sant'Anna, e domani presenteremo i 9 candidati del collegio di Treviso, quindi dando anche un segnale di importante di organizzazione. All'interno avremo delle figure con grande esperienza, avremo anche dei giovani, liberi professionisti, persone che si sono impegnate molto nel volontariato, quindi una bella lista che sveleremo domani appunto con la stampa e naturalmente speriamo anche con Antenna 3 e Rete Veneta. Tra questi 9 nomi c'è anche Andrea Zanoni. Sì, ci sono anch'io naturalmente, ci stiamo già muovendo naturalmente sul territorio. Io tra l'altro, essendo un consigliere uscente, ho già partecipato a più di qualche incontro anche con il nostro candidato presidente Giovanni Mallildo, che si sta muovendo bene nel territorio. Stiamo offrendo la possibilità di cambiare, di dare una svolta dopo 30 anni di centrodestra. Io credo che si debba cambiare per cercare di migliorare. Le ricette del centrodestra le abbiamo viste, a nostro avviso non hanno funzionato, a loro avviso sono meravigliose. Noi vediamo tanti giovani che scappano dal Veneto, 100.000 giovani nel giro di 10 anni, abbiamo visto crescere il consumo del suolo, abbiamo visto crescere anche questioni di lavoro nero, caporalato, che stanno emergendo in tutta la loro gravità anche in questo periodo, un inquinamento che non è stato combattuto come si doveva, e poi un impegno che deve essere maggiore per le rinnovabili, soprattutto per l'energia pulita da fonti rinnovabili, ma anche per abbattere le bollette che oggi sono tra le più alte, diciamo, d'Europa, quelle italiane. E le fonti rinnovabili sappiamo che sono una ricetta che va incontro sia al contrasto dei cambiamenti climatici, ma anche al portafoglio dei cittadini. Della Pietra, perché è vero che gli elettori aspettano il nome, ma aspettano anche dei programmi. Zanoni ha buttato lì una serie di tematiche importanti. Il programma del centrodestra, quello, almeno su quello si sta lavorando da mesi, ci dicono insomma tutti i leader, ecco, delle varie forze in campo. Assolutamente sì, il programma è basilare, ma vedrete che poi alla fine non ci saranno queste grosse differenze tra destra e sinistra. Questo ve lo dico io e non sono un mago, non ho poteri taumaturgici, lo dico perché è così. Dalle elezioni, dalle amministrative comunali, diciamo, fino alle europee, è chiaro che c'è chi è più sensibile magari a una tematica rispetto ad un'altra, chi la conosce anche meglio rispetto ad un'altra, però non pensiate che i programmi saranno così differenti. Le problematiche le conosciamo tutti, ma anche i pregi li conosciamo tutti, perché se è vero che da qui se ne vanno i giovani, è vero che il problema è piuttosto nazionale, ecco, non è riconducibile solamente al Veneto. E non è che tutte le regioni d'Italia siano governate dal centrodestra, per cui ecco, io credo che invece il cambiamento possa essere giusto, e possa essere anche condiviso, non tanto col cambiamento da destra a sinistra, quanto magari col cambiamento delle figure in campo, perché è giusto dare anche spazio alle nuove generazioni, ecco, e a idee nuove soprattutto, e a modus operandi nuovi, per cui ecco, il cambiamento ci sarà in ogni caso, perché ci saranno delle nuove figure. Io però mi auguro, ecco, che il timone rimanga assolutamente in mano al centrodestra, perché insomma, non diciamo, la meraviglia è un'altra cosa, ecco, il dire che noi siamo stati meravigliosi mi pare francamente un po' troppo, però ecco, neanche da buttare via tutto. Non credo che se ci fosse stato un governatore di centrosinistra nel Veneto correremo nei campi, non avremmo problemi di inquinamento e tutto sarebbe risolto. Non sarebbe assolutamente così, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Elio Le Storie Tese diceva c'è di mezzo però in realtà, perdonatemi la battuta, quando poi amministri, insomma, devi cercare di equilibrare, ecco, le scelte.
Lista Zaia è esclusa secondo lei? Ma sarebbe oggettivamente una cosa fuori da ogni logica. Non si è mai vista una lista che abbia il nome, non lo so, di un consigliere, di un ex presidente. Cioè, sarebbe sicuramente una cosa mai vista. Ecco, non saprei come definirla. Quindi secondo me sì, il discorso lista Zaia è chiusa e sarebbe corretto che ci fossero le liste dei partiti e eventualmente la lista del candidato presidente, che mi pare il centro-sinistra invece non so se la faccia, perché aveva detto Manildo che non aveva idea di fare la lista del presidente, però eventualmente quella col nome del presidente. No. Quindi al momento non c'è una lista Manildo? No, ecco. Diciamo che molto probabilmente, come è accaduto per le scorse elezioni, ogni partito riporterà il nome del candidato presidente di Manildo. Questo sì. E quindi Zaia candidato capolista della lista Lega, insomma. Lì poi dopo bisognerebbe chiedere alla Lega, io di certo non. Però insomma dal non suo mi punto occupo. di vista quella dovrebbe essere la strada. Ma io sono sempre stato contrario, se bisogna dire contrario. Ecco. No, la trovo veramente una cosa che sì, sarebbe una novità assoluta, un qualcosa di mai visto. Vi faccio vedere soprattutto a lei Zanoni l'intervista che il nostro Filippo Fois ha realizzato ieri sera con Ilaria Salis, europarlamentare proprio di AVS, che ha fatto insomma un'ispezione nel carcere minorile di Treviso dopo il caso del suicidio del 17enne che era stato arrestato a Vicenza e poi portato nella casa circondariale di Santa Bona. Sentiamo le parole di Ilaria Salis e poi le commentiamo insieme. Che situazione ha trovato qui dentro? Ma questo carcere dunque innanzitutto è costruito in una vecchia palazzina per detenuti semiliberi adulti, c'erano materassi messi a terra, ragazzi che dormivano in materassi messi a terra perché non ci sono abbastanza brande per tutti, all'interno dei bagni sono stati svolti dei lavori perché appunto è passata una normativa che prevede che la doccia non sia più in un locale comune per tutta la sezione ma sia collocata all'interno delle celle, ecco, e questo problema però è stato risolto montando un doccino al di sopra della turca, per cui Lei ha detto che ha visto anche dei giovani che si erano praticati degli atti di autolesionismo. Sì, e si tratta purtroppo di un fenomeno molto frequente che ho riscontrato qua dentro, ma come all'interno di altri istituti, si tratta appunto generalmente di tagli oppure di bruciature e questo fenomeno è purtroppo è estremamente diffuso. Lei ha appurato anche che cos'è accaduto nelle ore precedenti al suicidio di questo giovane? Allora, io ho visitato il luogo dove appunto è avvenuta la tragedia che poi si è conclusa con la morte di Danilo e questa tragedia è venuta all'interno del CPA, ossia del centro di prima accoglienza. Mi hanno riferito che è stato visitato al suo ingresso e che questo medico lo ha dichiarato comunque compatibile alla detenzione, in evidente contraddizione con quanto era con tutte le circostanze che invece avevano portato poi al fermo di Danilo, perché appunto da quello che si legge si trovava in uno stato di evidente agitazione psicofisica. Salis, lei è molto vicina naturalmente ai problemi delle politiche abitative in questo paese. Che cosa pensa dell'annuncio sul piano casa che è stato dato da Giorgia Meloni? Beh, per il momento questo annuncio sono soltanto parole. Noi aspettiamo di vedere se effettivamente questo governo farà dei fatti, porterà avanti dei fatti e effettivamente riuscirà a fare qualcosa per questo problema. Per il momento, per quanto mi riguarda, sono solo parole. Allora, due temi sul tavolo, quello della situazione delle carceri, in tal senso del carcere minorile, ma in generale il tema delle carceri è sempre in primo piano, e l'altra l'emergenza abitativa. Tema carceri, Zanone. Beh, la Salis ha fatto bene a fare questa ispezione, lo può fare qua in quanto deputato. Sono stato anch'io nel passato in questo carcere, sia il minorile che quello per gli adulti, e devo dire che quando entri in questi luoghi ti viene proprio, è come prendere un pugno sullo stomaco, perché ti rendi conto la situazione carceraria italiana com'è.
c'è sicuramente un problema di sovraffollamento, dopodiché noi siamo per la legalità e quando si sbaglia ci sono le sanzioni, c'è un giusto processo, ci sono delle pene, naturalmente è tutto da vedere se i fatti purtroppo dimostrano il contrario, il carcere sia sempre la soluzione giusta, diciamo che un ragazzo di 17 anni non può essere trattato come un ergastolano, quindi bisogna avere molta attenzione soprattutto con queste persone più fragili, quindi io credo sia importante, sia un gesto anche di umanità quello di occuparsi anche di queste persone che sono più sfortunati. Io ricordo sempre le parole di Papa Francesco quando entrava nelle carceri e diceva: perché tu e non io? A volte la vita purtroppo ti porta in delle situazioni e quindi dobbiamo sempre, a mio avviso, pensare al recupero delle persone. Il sovraffollamento è un problema che abbiamo trattato anche in Commissione Quarta, sentendo appunto i responsabili del nord-est dei penitenziari del Veneto, e effettivamente c'è un problema di sovraffollamento, un problema anche, e quindi anche un problema che vivono gli agenti che si occupano della sicurezza di queste carceri, e quindi è un tema molto scottante che deve essere affrontato, deve essere risolto. Abbiamo avuto più volte anche dei richiami da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda questo tema. Sull'emergenza abitativa, l'emergenza abitativa è un altro tema che noi affrontiamo spesso, in questo caso in Commissione Seconda, in Commissione Ambiente del Consiglio regionale. Abbiamo le ATER che si occupano soprattutto dell'edilizia popolare. Purtroppo abbiamo un patrimonio in Veneto di case popolari che si sta riducendo drasticamente, sono stati fatti pochissimi investimenti per farne di nuove, molto spesso queste vengono alienate, quindi vengono vendute, quindi si perde questo patrimonio, e effettivamente se pensiamo agli stipendi, ai salari oggigiorno di chi entra nel mondo del lavoro, è veramente difficile avere uno stipendio, soprattutto se si è da soli, tale da poterti consentire di vivere in affitto. Quindi avere le case popolari con degli affitti anche calmierati sarebbe molto importante. Diciamo che noi più volte proponiamo, anche durante le fasi di bilancio, lo abbiamo fatto anche nell'assestamento, nuovi finanziamenti per dare più respiro, perché se i giovani che vogliono creare una coppia, procreare eccetera, non trovano una casa, è difficile che abbiano un futuro, e quindi la casa non è solo una questione di andare a avere un luogo sicuro dove abitare, ma anche è un luogo importantissimo per creare il proprio futuro. E quindi è un tema sulla quale noi puntiamo, lo abbiamo anche nel nostro programma, perché è un diritto che è previsto dalla Costituzione italiana, ma non sempre esiste, e lo stiamo vedendo. Marco Della Pietra, partiamo proprio dal tema case. L'annuncio è stato fatto al meeting di Rimini dalla Premier Meloni, raccogliendo consensi di questo piano case per le giovani coppie. In Ilaria Salis diceva è un annuncio, in effetti è un annuncio, ora bisogna passare alla parte concreta. Va pianificato, non è facile. Assolutamente sì, ma dire stiamo lavorando a un piano casa non credo sia una bestemmia. Quindi ha detto questo, ha definito anche che mi pare che il range di redditi dai 30 ai 60 mila euro mi pare che sia stato detto, per cui sì, ha fatto un annuncio come spesso avviene, e poi l'annuncio seguirà sicuramente. Non credo che si sia inventata nulla, anzi, per cui ben venga il piano casa. In ordine a quanto appena detto, io posso dire che la provincia di Treviso in questo senso si sta muovendo da un po' di tempo, e nello specifico io sono presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, e unitamente all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana stiamo portando avanti tutto un ragionamento sull'abitare, e adesso anche con una serie di partner, chiamiamoli così, tra cui la Camera di Commercio, stiamo cercando proprio di far fronte a questa esigenza, quindi all'esigenza non prettamente sociale o non solamente sociale di chi ha difficoltà oggettive, che comunque vengono
trattati dai comuni, ecco, quindi non più la casa popolare o la residenza popolare, bensì anche la possibilità di dare garanzie ai privati che affittino gli appartamenti sfitti a studenti piuttosto che a lavoratori, insomma, piuttosto che a categorie che necessitano. E vi dico, è da un po' che lo stiamo portando avanti, credo che sia un buon esempio. L'ultima riunione l'abbiamo fatta il 5 di agosto, e per cui ecco, siamo assolutamente sul pezzo sull'argomento. In ordine alle carceri, guarda, si potrebbero dire tante cose, potrei fare demagogia, potrei fare del populismo, potrei dire tante cose. Potrei anche dire che Ilaria Salis lo conosce il carcere, quindi sì. magari potrebbe fare il paragone con quello che ha visto lei. E non credo si trattasse di una doccia sopra una turca, ecco, è un po' polemico, ma non voglio far polemica davvero. Il ragazzo è chiaro che dispiace quando accadono queste cose, però io a 17 anni non sono mai finito in un penitenziario. Dopo è vero che la vita ti porta, è vero anche che la vita ti porta a fare anche delle altre scelte, è vero anche che spesso chi magari è in una situazione di difficoltà reagisce in maniera totalmente differente rispetto che lasciarsi trascinare nelle difficoltà. È vero anche che questo ragazzo era, mi pare, da 2 ore lì, adesso non voglio dire, non mi pare fossero mesi, ecco, che quindi magari lì c'era anche una fragilità di un altro tipo. Se non accadeva il suicidio, sarebbe venuta la Salis a Treviso a fare un'ispezione sul carcere? Non credo. Che poi dopo ci sia un problema di sovraffollamento, Resta chiaramente la tragedia di un 17enne. È evidente, no, ma quello è il punto di partenza, cioè nessuno sta dicendo no, ci mancherebbe altro, ma è come il discorso taser, cioè nessuno dice niente, cioè sono morte 2 persone, nessuno gioisce, no? Però neanche da farli passare da vittime della società, voglio dire. Bisogna anche essere rigidi in un certo qual modo. La funzione preventiva, ma ci mancherebbe altro. E anche quella dire, ma stiamo scherzando, noi comuni, guardate, investiamo davvero tante risorse, non solo economiche, affinché si eviti, ecco, di arrivare all'estrema ratio, però ragazzi, se questo giovane era lì, c'era un motivo per cui era lì. Il discorso invece dei sovraffollamenti, sì, è sicuramente un problema. Io lì, ecco, sarei più per vedere che percentuale magari di extracomunitari abbiamo nelle carceri, cominciamo magari a rimandarli a scontare la pena nei loro paesi, così magari poi dopo, quando escono, se escono, ci pensano prima di ritornare a delinquere. Temi molto delicati, abbiamo finito il tempo a disposizione, ma ci sarebbe ancora molto di cui parlare e ci sarà spazio da qui al 9 novembre, quando probabilmente ci saranno le elezioni regionali. Lo sapremo il 9 di settembre comunque, se sarà 9 novembre, ormai no? manca anche poco. Grazie ad Andrea Zanoni, a VS, grazie a Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia, grazie a voi, grazie a Mattia Pizzai, Alessandro Graziera in regia, vi lascio alla nostra storia, buon pomeriggio.